5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. È attiva l'esenzione totale del pedaggio sulla A10 nel tratto autostradale tra Arenzano e Pra, dopo che un'imponente frana ha interrotto l'Aurelia. Intanto continuano le attività di disgaggio di materiali da parte di ANAS, al termine delle quali potrà iniziare l'intervento di ripristino. È stata avviata la procedura di gara per il lotto B del tunnel subportuale di Genova. Intervento fondamentale per migliorare la mobilità urbana, rafforzare il collegamento con il porto e sostenere lo sviluppo della città. È stato presentato il rapporto sullo stato del settore forestale in Liguria. Nel periodo 2014-2025 sono stati stanziati oltre 45 milioni di euro in misure per tutelare e valorizzare il patrimonio boschivo regionale. A Cogoleto è stato riqualificato l'impianto sportivo Gerolamo Casarino. L'investimento da 670.000 euro ha permesso di sostituire il manto in erba artificiale del campo da calcio, comprare attrezzature e realizzare interventi previsti per l'omologazione dell'impianto. Circa 400 persone tra studenti e docenti hanno partecipato a Fuori Classe, l'evento per potenziare le opportunità offerte dal servizio civile regionale e promuoverle tra i banchi di scuola, coinvolgendo attivamente giovani e insegnanti. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.